Allora, è partita la gara di 400, ribadisco lo schieramento dalla prima alla sesta: Maccioni, Grossi, Vaccari, Kenboy, Tellez, Rossu. Inquadrato in alto il cubano Tellez, rimonta visivamente Simon Kenboy, è il migliore del lotto, 44,94 ottenuto quest'anno. Intanto è arrivata anche la classifica della gara precedente, vi daremo i tempi ufficiali tra breve. Kenboy senza avversari, bene il nostro Vaccari che sta uscendo alla distanza, vedete quanto recupera il nostro azzurro, è quasi sulla linea di Tellez cubano, allunga Simon Kenboy, allunga anche Tellez. Kenboy vince, poi Tellez, Vaccari e quindi Grossi, tempo 46,57, quello di Simon Kenboy. Bravissimo il nostro regista Umberto Orti che ci propone ora la gara. Vedete la Ziabina già al comando davanti alla Lopez, la cubana in terza corsia che ai mondiali fu quarta. Arrivo sul fotofinish, a Ziabina prima davanti a Luisca Lopez. Ed ecco la gara degli ostacoli: Ligia De Gaspari, Otoz, Kazanov, Frigerio, Sorgiu nell'ordine. Bene il nostro Toz che combatte con Igor Kazanov, il lituano, che va a vincere a battere due barriere. Kazanov primo 13,72, poi il nostro Lorano Toz 13,78, terzo Frigerio, bene anche lui anche se sopra i 14,16, poi quarto De Gaspari 15,07, quindi Ligia e Sorgiu quinto e sesto. Frattanto è iniziato anche il lungo femminile, credo. Elisabetta Manca apre la serie di salti, in gara anche Anastasia Capriotti, la campionessa primatista del mondo del triplo Anna Birjukova, la danese Nielsen, Fiona May, Valentina Ucchedu, Larissa Beresnaia. Grande gara del salto in lungo. Il meeting in terra sarda è nato come manifestazione unitaria, anche con grosse pretese di spettacolo e di proposta al pubblico di una passerella di grossi campioni, però con la frammentazione o almeno con la ripetizione delle gare in centri differenti sicuramente si raggiunge di più l'obiettivo di propagandare l'atletica, che qui in Sardegna sta prendendo piede, una delle poche regioni in continuo progresso di tesserati di attività. Anche Oristano, oltre a Cagliari, merita un riconoscimento. Ricordiamo che Oristano è un piccolo capoluogo di provincia che ha dato negli ultimi anni 5 azzurri all'atletica leggera.